Perché non ho la voce di Dorelli, di Arigliano e neanche di Fontana, di Giuliano e Celentano? Eppure ho tanta voglia di cantare a fior di fiato, da quanto di te sono tanto innamorata. Tanto anche se sono stonata, perché sono letteralmente impazzita per te. Senti, tanto così sottovoce, perché la mia voce in genere non piace. Da 5 mesi canto il mio amore in sordina, perché, caro, temo di farmi sentire da te. Ma da quest'oggi ho deciso di cambiare, provando ad urlare con voce da rock. Mi faccio 6 uova alla coda e come una perla del ring ti sfondo quintali di swing, sperando di darti lo shock che forse è proprio così. Scemo, mi dirai di sì. Da e canto il mio amore in sordina, perché, caro, temo di farmi sentire da te. Ma da quest'oggi ho deciso di cambiare, provando ad urlare con voce da rock. Mi faccio 6 uova alla coda, hey, è come una palma del ring, ti sfondo quintali swing, sperando di darti lo shock che forse è proprio così. Scemo, mi dirai di sì. Baby, e forse è proprio così. Scemo, mi dirai di sì. E forse è proprio così. Scemo, mi dirai di sì. Bravissima, la voce, Sofia Pozzobon. Avete sentito che voce anche questo lunedì sera? Ma dove trovate tutta sta voce, ragazze? Quanti anni hai, Sofia? Ho 17 anni. 17 anni, è qui con la mamma, perciò noi siamo proprio perfetti. Ma soprattutto cosa è successo? Tu hai vinto qualcosa, ti sei classificata? Sì, sono arrivata terza al concorso di Le Note del Cuore, della musica di Angela, di quest'anno, e ora sono qui con voi. E noi ti ringraziamo veramente, poi faremo anche 2 parole con te, questo scemo che noi donne ultimamente dovremmo usare di più con tutto quello che ci sta capitando. Esatto. Io nel ho usato bamboccioni, ho usato altri termini, tu hai usato una parola che forse qualche volta dovremmo dirla di più a qualcuno. Presento subito gli ospiti di questa sera. Alla mia sinistra abbiamo Paola Scodeler, buonasera signora Paola, vicepresidente Lignano in Fiore Onlus, grazie di essere qui questa sera. Vicino a lei Andrea Sari, docente scuola professionale Lepido Rocco, grazie professore di essere qua anche lei. Mentre alla mia destra abbiamo Graziano Sartorato, imprenditore, volontario, gruppo parrocchiale festeggiamenti Casale sul Sile e vicepresidente.
Buonasera. E Cavaliere della Repubblica. È Cavaliere, non è una cosa da poco, meritatissimo, lo dice la Mirella. Vicino a lui invece abbiamo Angiolino Piva, volontario gruppo parrocchiale festeggiamenti Casale sul Sile. Cosa è successo questa settimana? È successa una cosa bellissima. Io ero stanca di sentir parlare di cattivi giovani, brutti, cattivi, scansafatiche, non hanno voglia di far niente, ma noi vogliamo offrire loro lavoro e il lavoro loro non lo accettano. Non è proprio così. Noi questa sera faremo vedere il mondo al quale apparteniamo anche noi, questa grande famiglia di Rete Veneta, che è il mondo della solidarietà, dove veramente vedi le persone, tanti giovani, che cercano di dare aiuto alle persone in difficoltà. Presidente, parto subito con lei. Imprenditore, però col DNA della solidarietà e aiutare qualcuno. Cosa vuol dire per lei fare solidarietà, Presidente? Innanzitutto la scelta di fare solidarietà è una scelta istintiva che è dettata da voler bene alle persone, perché io amo le persone, a prescindere in tutte le sue fasce d'età. E credo che essere vicino agli altri non sia una presunzione, ma oggi sia un piacere, perché la sensibilità nel prossimo è un valore che è radicato nel tempo, che oggi è un po' scemato. Per cui assieme al mio gruppo, che comunque è un gruppo che rappresenta 120 volontari, proprio per volontà mia personale di investire tutte le fasce d'età, dai bambini dai 5-6 anni fino al nonno, e che si mettono in gioco con le loro disponibilità, cerchiamo di essere a supporto in maniera umile a un mondo nascosto di anche persone che hanno voglia anche di dialogare, oppure che hanno anche il piacere così di essere d'aiuto a noi, o che hanno qualche problematica che noi cerchiamo così con il nostro lavoro così di essere d'aiuto, semplicemente così. E con l'allegria e l'amicizia che abbiamo visto ieri, che poi vedremo, vedete, una giornata bellissima nonostante questa pioggia terribile che ha rovinato in parte questa chiusura dei festeggiamenti, però abbiamo visto veramente la solidarietà. Dove l'abbiamo vista anche la solidarietà? L'abbiamo vista anche a Lignano in Fiore, e io ringrazio Paola Scodeller che è qui presente questa sera, perché abbiamo visto tanta solidarietà anche a Lignano in Fiore. Tutto questo percorso per raccogliere fondi per aiutare esclusivamente le persone in difficoltà. Anche voi, perché cosa vi muove per fare questo, cioè, e riuscire anche a creare questi percorsi che non sono facili? Beh, i percorsi non sono assolutamente facili, perché il mondo del volontariato, come diceva giustamente il Vicepresidente, raccoglie anche persone che hanno bisogno di condividere, o che hanno delle problematiche, o che intendono trovare un momento di socializzazione nel volontariato. Quindi la forza primaria del volontariato è proprio questa, l'attività stessa. Di fatto noi non facciamo il volontariato diretto, nel senso che non prestiamo l'assistenza, ma, come diceva giustamente, raccogliamo dei fondi che poi vengono devoluti alle associazioni che operano direttamente, e in particolare Lignano in Fiore è nata già 33 anni fa. Sì, ha una storia molto lunga, visto anche la recente storia del paese, perché Lignano è un paese recentissimo, esatto, quindi è una delle associazioni più longeve nel paese, ed è nata proprio dalla sfortuna che ha colpito una famiglia lignanese, dove c'è stata purtroppo la prematura morte di una ragazza colpita da leucemia infantile, e tutto il paese si è mobilitato attorno a questa famiglia, e sono partite le prime catene di solidarietà, di soccorso e di sostegno, ed è nata però una festa, e questa è stata proprio la svolta che ha creato proprio un elemento catalizzatore, che ha permesso poi negli anni tutti quanti di partecipare e di dare il loro contributo. Quindi questa famiglia ha avuto una generosità tale da fare del proprio dolore una festa che poi è diventata
la festa di tutto il paese. E vedrete bellissima anche questa festa. Andrea Sari, docente scuola professionale Lepido Rocco, anche lei con i suoi ragazzi, poi vedremo, ma cosa vi muove? Anche voi che siete punti di riferimento, siete gli esempi per questi ragazzi che ho visto ieri quanto conta per loro avere un punto di riferimento e seguire nel bene questi esempi, non nel male, nel bene. Io ne ho visto tanti ieri, professore, cosa dice? Sì, sicuramente partecipare a queste manifestazioni e quindi fare del volontariato è importantissimo per i ragazzi. Intanto imparano a collaborare tra loro perché a volte ci sono 1000 problemi per riuscire a soddisfare le esigenze delle manifestazioni e dobbiamo veramente mettercela tutta per riuscire a fare. E poi si parla spesso anche di bullismo a scuola, invece questa cosa va al contrario. Porta ad aiutare, a che si aiutino i ragazzi tra di loro per dare qualcosa agli altri. Anche noi facciamo volontariato, anche noi partecipiamo in maniera, tra virgolette, attiva, ma tramite le associazioni. Angiolino Piva, il promotore, grazie Angiolino che io sono venuta a conoscere questa associazione importante, ma soprattutto la solidarietà e i giovani. Lì si parlava appunto, quando abbiamo sentito parlare di questi fatti tremendi che sono successi nel nostro paese, io non voglio neanche più nominarli, proprio non è possibile. Io invece ho visto un altro mondo ieri, Angiolino, ho visto giovani, ragazzi che poi vedrete felici con le famiglie, che cercano di dare qualcosa anche per fare aggregazione, per unire. Sì, infatti è un momento magico per noi perché vedere tutti questi ragazzi, dai più giovani ai meno giovani, lavorare assieme a contatto, gomito a gomito, e sappiamo benissimo che quando si lavora anche a gomito non sempre si va d'accordo, magari si trovano delle problematiche così. Questo invece va oltre, cioè il bello di stare assieme supera anche le difficoltà, i contrasti, i piccoli contrasti che ci possono essere all'interno di qualsiasi gruppo. Ecco, questo è. E il rispetto, visto che questi ragazzi hanno per quelli più anziani, cioè quando l'anziano dice qualcosa viene rispettato e viene fatto quello che dice questa persona di fare, perciò il rispetto è una cosa proprio che muove anche questi ragazzi ed è una cosa bellissima. Siete pronti? Si parte, andiamo col primo servizio. Ciao grande famiglia, è domenica, siamo a Casale sul Sile, stanno festeggiando l'8ª di Pasqua. Casale sul Sile, tantissima gente, tante associazioni, anche noi oggi saremo premiati. Entriamo. Sono meno fortunati di noi. Quest'anno il gruppo parrocchiale Festeggiamenti ha deciso di fare un regalo all'Associazione Banco Alimentare di Treviso. In loro rappresentanza la Presidente, il Cavalier Mirella Tunzato, che vorrei un applauso. Che dire, sono emozionata, è un regalo grande, importantissimo. Perciò io ringrazio veramente tutta questa comunità di Casale sul Sile, questa festa bellissima che ogni anno fatto, ma soprattutto grazie per il pensiero che avete avuto nei confronti dei vecchi schiacciati e del Banco Solidale. Mamma mia che regalone! È un regalone enorme, importantissimo, utilissimo. Angiolino che chissà quante volte vado a chiedere per cortesia mi presti per farle che non ce l'abbiamo. Grazie, bellissimo, grazie a nome di tutte le associazioni. Ma oggi avete premiato tanto, però un pensiero ai veneti schiacciati al Banco Solidale. Dunque, Mirella, io ti conosco da diverso tempo e so che quello che fai lo fai sempre col cuore. Abbiamo visto in questo periodo
la necessità che c'era quando vi arrivano tutti i camion che vi trasportano le derrate alimentari, e mi sono chiesto, provo a chiederlo al nostro gruppo se hanno qualche idea per risolvere. Appena ho accennato il problema al gruppo, subito, posso dire nel giro di 2 ore mi hanno già dato la risposta: facciamo un trasballer nuovo al banco solidale Veneti schiacciati dalla crisi, e te l'ho detto subito, il giorno dopo te l'ho subito comunicato. Grazie al gruppo. Grazie ancora al gruppo, a tutti voi. Boscolo Gianni, Allora, presidente di Sile Scacchi. bene, cosa vuol dire ricevere un premio? Beh, vuol dire molto, vuol dire un riconoscimento del lavoro che stai facendo, se non altro. Io però leggo anche, io gioco con te Sile Scacchi, scacchi vuol dire cultura, però si dovrebbe insegnare anche nelle scuole, a mio avviso, è un'importante cultura. Certo, già lo insegniamo per le scuole, è una delle nostre attività. Alla scuola di Musestre a Roncade stiamo facendo un progetto cominciando dalla prima elementare. Ed è un esperimento che stiamo facendo, non dico che sia perché non conosco tutta la realtà dell'Italia, ma sicuramente se non è il primo è sicuramente il secondo. Avete sentito? Grazie, grazie. Loris Scaggiante, delegato provinciale della FID per quanto riguarda la nostra provincia di Treviso. E cosa posso dirvi? Che abbiamo 4 circoli nella nostra provincia: Dama Club Orsago, la Dama Castellana, ASD, l'associazione sportiva dilettantistica, non quella folcloristica della Dama Vivente che è un'altra cosa, e dopo abbiamo l'Energy Club di Maser, e da ultimo dall'altro anno abbiamo anche il circolo Dama Sport Roncade, un altro sport della mente molto conosciuto nella nostra zona perché abbiamo alcuni campioni di grosso rilievo. È un sport della mente che non toglie niente ai sport fisici, perché lo sport della mente non va in contraddizione con lo sport fisico, e neanche lo sport fisico non va in contraddizione con la mente, basta trovare il tempo necessario per fare l'uno e anche l'altro. Scuola di danza, siamo con l'insegnante Rosanna Canavacciuolo. Allora, cosa vuol dire lei a questi ragazzi, a questi giovani che sono tanto, dicono, sfaticati? Invece io vedo oggi un mondo completamente diverso, anzi scacchi, dama, danza, perché vuol dire anche cultura. Assolutamente sì, i giovani d'oggi non hanno perso i valori, semplicemente sono assopiti. Perché questo? Perché probabilmente manca alla base la presenza della famiglia, la presenza dell'adulto, un punto di riferimento. Oggi i ragazzi che sono stati qui presenti hanno dimostrato che con un buon punto di riferimento tutti quei valori come la solidarietà e l'amore anche per l'altro possono ritornare a vivere. Sapere che lei c'è sempre per noi è davvero una bellissima cosa. Avete sentito? Sapere che lei è sempre con noi. A me piace fare danza. Ti piace ballare? Sì. Qual è il ballo che ti piace di più? Quella classica. Ah sì? Sì. E quanto è che frequenti il ballo? Sono i venerdì. Complimenti Anna, complimenti, sai. Ciao, grazie. Adesso siamo con un cantante, perché oggi c'è anche la musica. Siamo con Gianni Frank. Allora, Gianni Frank, cosa vuol dire essere qui oggi in un momento di solidarietà? È una cosa bellissima e bisogna partecipare sempre, assolutamente. Vedere tanti giovani, tante famiglie. Bellissimo, tanta gente, tutti insieme così, che partecipano a un avvenimento importante. Rino, cosa dici? Tanti giovani, tanta allegria, tanta solidarietà. È una meraviglia, la solidarietà è molto importante, deve essere trasparente, vera e fatta sempre perché ci serve tutti i giorni. Grande, il gruppo di Casale sul Sile, festeggiamenti, 8ª domenica di Pasqua. Cosa vuol dire per te partecipare a essere così un bel gruppo? Ma per me vuol dire avere anche un'altra famiglia, perché qua alla fine ci vogliamo tutti bene, ogni famiglia ogni tanto bisticcia, però ci si dà sempre una mano e ci si trova sempre un momento di conforto qua dentro. Certo, la famiglia è la miglior cosa possibile, come un'aggregazione di persone che collaborano, lavorano, sono sempre unite, per oggi e per domani. Noi siamo comunque ripagati del tempo che passiamo per prepararlo e rendiamo felicità a altre persone che vengono qua e godono di questa giornata. Mettiamo quello che possiamo con le nostre fatiche, con le nostre gioie per il gruppo.
Ma è un'esperienza che arricchisce soprattutto noi, perché ci troviamo bene assieme, ci divertiamo anche, lavoriamo tanto ma ci si diverte. Una cosa che mi ha colpito è che in questo gruppo ho visto molti giovani. Allora ci sono i giovani? Sì, ci sono, alcuni magari sono i figli dei genitori che fanno i volontari, ma altri magari amici, che comunque vengono un anno e poi continuano a tornare tra noi. Ma da cosa nasce questa festa? Dunque, da questa festa nasce, lo scopo è di aggregare le associazioni. Se ricordiamo, noi come mentalità abbiamo le associazioni che vivono un'entità a sé. Forse la nostra cultura ci porta a questo. Abbiamo cercato attraverso questa festa di aggregarle e i frutti si sono già dati già dal primo anno. Infatti, associazioni che non erano conosciute già l'anno successivo avevano raddoppiato il numero degli iscritti, primo. Secondo, c'è stata una collaborazione tra, esempio, rugby e calcio. Ricordiamo che erano un po' come cane e gatto una volta. Bene, c'è questa collaborazione che è solo positiva per un paese che vuole crescere e vuole affrontare i prossimi anni in serenità e essere vicini con il cuore. Adesso siamo con il cavaliere Graziano Sartorato, che ha ricevuto il premio Cavaliere della Repubblica assieme alla Mirella quel giorno mitico, perché è stato un giorno mitico, un entusiasmo proprio di allegria, di calore umano. Ma quanto ti dai da fare, Graziano? Ma quanto? Allora, io penso che quello che faccio sia sempre poco, perché comunque il buon esempio di regalare un sorriso a qualcuno è il minimo che dobbiamo avere come indole nelle nostre persone. Per cui io mi sento di essere sempre vicino a qualsiasi realtà, a qualsiasi iniziativa, proprio per infondere anche una serenità di affrontare il giorno dopo, proprio per portare avanti queste grandi iniziative solidali e per dare valore a questo mondo del volontariato che con le proprie semplicità è un supporto sociale in maniera importantissima. Non poteva mancare il sindaco di Casale, Giuliato. Sindaco, la vedo sorridente, felice. Cosa vuol dire per lei oggi? Oggi vuol dire una pioggia di solidarietà. La pioggia atmosferica non ha fermato la gente, è passato il messaggio che stare uniti ci si aiuta e si supera le difficoltà. Il volontariato è la foresta che cresce, non è quell'albero che cade. Ed è così, proprio silenzioso. Io vengo dal mondo del volontariato, vengo da Avis, Alpini, Parrocchia, ed è un lavoro incessante. Noi non ci aspettiamo nessun grazie, ma almeno una pacca sulla spalla oggi è stata data. E questo è l'infa vitale perché il tessuto sociale di Casale possa continuare a crescere. Guardate che fisici. Rugby Casale, siamo con Artur Piazzi, Matteo Zorzi. Beh, dico che fare sport è una bellissima cosa perché ti dà una mano sia mentalmente che fisicamente. E tu cosa vuoi dire a questi ragazzi? Di continuare a seguire questo sport che aiuta non solo a mantenersi bene fisicamente ma anche mentalmente e soprattutto a incentivare certi ideali che magari in certi sport sono poco compresi, diciamo. Siamo con un professore di un istituto alberghiero di Treviso, Andrea Sari. Professore, noi ci conosciamo, mi ha fatto molto piacere rivederla. Cosa vuole dire oggi? Festa bellissima della solidarietà, perché oggi è stata proprio la festa della solidarietà. Certo, noi siamo felicissimi sempre di partecipare a queste iniziative. Ringraziamo tutta l'organizzazione per l'opportunità che dà ai nostri ragazzi di mettere in atto tutto quello che imparano a scuola. Quanti ragazzi ha, professore? 150 ragazzi. Pensate, sono più bravi i ragazzi o le ragazze, professore? Non ne farei una questione di sesso. No, io voglio saperlo. Un grande mangiatore mi ha detto, professore, non dico il nome ma è un grandissimo, mi ha detto il tocco della donna l'uomo non lo imparerà mai, è vero? Beh, sicuramente nella decorazione, quindi nell'attenzione nei particolari sì, però noi abbiamo anche tanti ragazzi veramente in gamba, veramente bravi, per diciamo cui grazie a tutti. Io batterei le mani a loro. Bene, allora battiamo le mani e ringraziamo il professor Sari e tutti questi ragazzi
e alla prossima vediamo cosa capiterà. Ciao! Io sono ancora emozionata. Si è emozionato Angiolino? Sì, certo. Questa lacrima che scendeva, però io so dietro le quinte quanto lavoro c'è, perché uno vede così quando arriva, ma vi posso assicurare che c'è un lavoro a monte indescrivibile, immane, perché riesca tutto bene, perché non si sbagli niente. Perciò questa lacrima che ti ho visto è una lacrima che è scesa tante volte anche a me, perché sai che quando il lavoro poi ti dà la soddisfazione nel finale è quello che ripaga di tutto, e la lacrima, guarda Angiolino, ci sta tutta quanta. Ma io ti ho visto anche ieri e assieme a tutti gli altri ed eravate veramente in tanti, proprio pieni di voglia di dire e di fare. Cos'è questa voglia che vi muove, Angiolino? Non lo so, è un qualcosa che sentiamo dentro ed è contagiosa questa cosa qua. È contagiosa e non so neanche io, forse proprio nel vivere nostro che abbiamo bisogno di sentirci aggregati, è forse un'esigenza nostra dell'umano sentirsi bene quando è insieme agli altri. Ecco. Però noi che veniamo dal mondo del volontariato abbiamo quella sensibilità in più che ci fa capire cosa ha bisogno quello che sta vicino a noi. Tu sei con noi in provincia, vedi quanto lavoro c'è da fare, questi volontari anche anziani che portano questi pacchi enormi, pesantissimi, e io chiedevo sempre questo 3 spallet. Io vi ringrazio ancora, guarda, è stata una cosa emozionante ricevere questo regalo prezioso per il nostro banco solidale, perché è un regalo preziosissimo. Io ringrazio proprio tutta questa comunità di Casale che ha permesso che avvenga questo, perché per noi è molto importante, perché sono soldi risparmiati dove noi possiamo pagare bollette, affitti alle persone in grosse difficoltà. Perciò Angiolino, grazie di cuore veramente, perché è stata una sensibilità enorme, perciò quello che tu vedevi poi l'hai trasformato in una cosa reale, che è quello di donare a chi ha bisogno. Professore, andiamo con lei. Allora, si è visto, abbiamo visto questi ragazzi. Quanto sono bravi i ragazzi? Ce lo dica, professore. Io voglio parlare di bravi ragazzi. Allora, sono bravi, sì, ma come in tutti i gruppi ci sono quelli un po' più bravi, quelli un po' meno bravi. Vanno seguiti tanto. Prima ho sentito un'intervista dove si diceva l'insegnante di ginnastica, sì, di danza, e diceva la famiglia. La famiglia è importantissima e purtroppo sono d'accordo con quello che ha detto. A volte viene un po' a mancare in questi ultimi anni, non c'è una scuola che insegna a fare i genitori. Bravo, professore. E io li accolgo che hanno già 14-15 anni, ma molti sono ancora spersi, che non hanno punti di riferimento, e la scuola, le associazioni, lo sport, tutte queste cose belle che sono riusciti a raggruppare in questa manifestazione, sono dei punti di riferimento positivi, perché altrimenti poi ci sono quelli negativi. Noi dobbiamo spingere l'acceleratore su questi punti positivi. E soprattutto far vedere i ragazzi positivi, perché io sono convinto che sono di più di quelli negativi. Sicuramente sì. E poi vedo che quando c'è trasporto da parte dei positivi, anche gli altri si sentono partecipi e vogliono darsi da fare, vogliono aggregarsi, vogliono stare insieme, come diceva giustamente Angiolino. Vogliono stare assieme, vogliono fare qualcosa di buono. Voglio fare gruppo, sì. Allora, lei sta dicendo, professore, che se questi genitori prendessero un po' più per mano i loro figli, sì, e li accompagnassero nei percorsi di quello essere lo sport, la gastronomia, la pasticceria, le passioni, forse avremo più bravi ragazzi. Sì, bisogna seguirli sulle loro passioni, non insistere su progetti, idealizzare, ma le passioni coltivarle. Spesso una passione diventa un lavoro. Tanti dei nostri ragazzi partono dalla nonna che gli insegnava a fare i dolci e si iscrivono a un corso di pasticceria. Oggi ho colto a scuola un ragazzo che si è laureato in tecnologia alimentare partendo da un CFP. A volte ci danno delle sorprese incredibili, però bisogna seguirli. Però quello che ho sentito ieri assieme a lei, quando io ho chiesto a questi ragazzi cos'è che ti ha mosso questa passione, perché fare dolci? Mia mamma, mia nonna, ero piccolina, certo, avevo la nonna, avevo la mamma, avevo la nonna, avevo la
famiglia che mi portava a fare questo. Signora Scodeler, dopo aver sentito queste cose, anche lei che vive nel mondo del volontariato, quanti bravi ragazzi ci sono? I bravi ragazzi ci sono dappertutto e sempre. Io ritengo che come associazione diamo loro spazio e crediamo molto in loro. È vero che è difficile catturarli perché hanno comunque sempre molti impegni, hanno il loro mondo, adesso si esprimono molto attraverso i social e quindi hanno un loro canale di comunicazione che molto spesso ci appare distante o non riusciamo a cogliere le loro esigenze, però sono fondamentali e, come diceva giustamente il professore, quando vengono messi alla prova o comunque si lascia loro lo spazio, sanno creare moltissimo e sanno dare moltissimo. Sofia, cosa vuoi aggiungere? C'è qualcosa che vuoi dire tu da ragazza giovane 17enne, vedendo queste immagini, questa marea di solidarietà? Sì, anch'io la penso come ha detto il professore, che c'è bisogno di dare ai giovani degli obiettivi fissi positivi, perché se un giovane non ha degli obiettivi fissi e anche non ha una famiglia, diciamo, su cui contare, possiamo dire, si va a buttare nei social e quindi questo magari può portarlo fuori strada, quindi deve essere guidato appunto da un'atmosfera positiva che appunto lo porta a, diciamo, a una vita migliore, una vita più solidale, cioè in un mondo. Sofia, quanto importante è avere la famiglia come punto di riferimento per voi giovani, cioè tornare a casa e sapere che c'è qualcuno che vi parlerà, che vi ascolterà e che vi metterà sempre nella buona via? Sì, è molto importante per un giovane, soprattutto nella fase dell'adolescenza, della mia età soprattutto. Se non avessi la mia famiglia non avrei un punto di riferimento, diciamo, e se dovessi pensare che se io arrivassi a casa e non trovassi nessuno che mi ascolti magari la mia esperienza di oggi, di stasera, sarebbe un po' deludente. Sentite diciamo. cosa sta dicendo Sofia? Esatto. Questi sono dei messaggi che lanciano i ragazzi, perché se noi li facciamo parlare, li ascoltiamo un po' di più, forse riusciremo a fare anche un passo in più noi, perché forse siamo noi che dobbiamo andare un po' a scuola da questi ragazzi. Il punto di Leopoldo Bottero. Buonasera a tutti. Ho girato il mondo abbastanza e ho visto le diverse attitudini delle diverse popolazioni e ogni volta che tornavo a casa mi chiedevo ma che cos'è che hanno di diverso i veneti rispetto a molti altri. Non la cultura, perché ci sono popoli che studiano di più, non le miniere perché non le abbiamo. Abbiamo le associazioni che nascono intorno alle parrocchie, nascono intorno agli alpini, nascono e sono sempre esistite e che si sono sempre più sviluppate. Attualmente in ogni comune ci sono decine di associazioni che vanno da quelle sportive, da quelle ludiche alle onlus, che sono moltissime e oggi ne vediamo alcune qui nella nostra trasmissione. Sono la struttura portante della nostra società, sono la soluzione non solo ai problemi pratici di cui si occupano, ma anche della socializzazione, perché la famiglia patriarcale non c'è più e queste associazioni in parte ne svolgono anche il ruolo sociale, mettendo insieme le persone per uno scopo. Servono a educare i giovani, servono a risolvere qualche problema anche alle amministrazioni. Benvenute queste associazioni. Grazie, grazie a Leopoldo Bottero, questo punto sempre importante che fa ogni lunedì sera, ma io mi domando quanto mondo c'è da scoprire. Voi siete a casa, ieri magari una giornata uggiosa, pioggia, vento, freddo, eppure avete visto in questo capannone c'era il mondo, c'erano le famiglie, i ragazzi, era una cosa bellissima, nessuno era triste perché non si poteva stare all'aperto, potevamo aver fatto una cosa mega, però purtroppo il tempo non l'ha permesso, però regnava l'allegria, proprio questa solidarietà, non importa anche se fuori piove, la torta gigantesca che vedrete, però questa voglia di dire ce l'abbiamo fatta anche quest'anno. Vicepresidente, cosa vuole dire sentire queste parole di questa ragazza, il punto di Leopoldo Bottero, questo è Lignano in fiore, Lignano della solidarietà?
Sì, come ho detto, il mondo del volontariato è anche difficile, nel senso che l'aggregazione porta persone di età diverse, di culture diverse, di interessi diversi, e soprattutto quando non è un'associazione focalizzata tipo per uno scopo specifico. E quindi è molto importante nella socialità di un paese la forza dell'aggregazione del volontariato. Pertanto Lignano in Fiore, come ripeto da molti anni, fa questa festa che è nata da un grande dolore, però si è trasformata nell'elemento socializzante del paese, è diventata la festa del paese. Poi Lignano Sabbiadoro è anche una località turistica, quindi benvengano tutti i turisti che vengono a trovarci e a visitare la nostra festa. E pertanto sì, ritengo che la sua valenza sia riconosciuta da tutti, perché sia chi la frequenta come lignanese o come famiglia, è una festa soprattutto rivolta alle famiglie, diciamolo, perché la nostra associazione da sempre ha avuto un occhio di riguardo nei confronti dell'infanzia, quindi anche tutte le manifestazioni che vengono fatte, gli spettacoli, i laboratori, le rappresentazioni, gli incontri serali per i genitori o comunque per la comunità sono rivolti al mondo dell'adolescenza o dell'infanzia. E quindi sì, è indubbio che tutti si ritrovano e si partecipano. Si partecipa. E pensate che anche questa associazione darà un contributo ai veneti schiacciati dalla crisi, arriverà un contributo perché è stato raccolto e anche ai veneti schiacciati verrà dato qualcosa. Perciò grazie infinite, grazie a voi, a tutta la vostra associazione che ha pensato anche ai veneti schiacciati dalla crisi. Andiamo a Lignano in Fiore. Ciao grande famiglia, siamo arrivati a Lignano, guardate bellissima la fontana, quei fiori, proprio Lignano in fiore, ma questa mattina sarà Lignano in solidarietà, Lignano in fiore in solidarietà. Ecco che ci sta raggiungendo l'assessore Brini, buongiorno assessore, buongiorno assessore, l'assessore Massimo Brini che ci accoglie. Cosa succederà questa mattina? Beh, ci sono tantissime manifestazioni a Lignano, ma quella che ci preme così portare più avanti è quella di Lignano in Fiore, che ogni anno ha sempre delle grandissime novità, e poi è una bella festa di paese ma con tantissimi turisti. Tu vedi il traffico che sta arrivando a Lignano, è tantissimo, e vengono tantissimi anche solo per questa festa. Senta assessore, però Lignano in Fiore, però Lignano solidarietà, Lignano in Fiore con la solidarietà. Beh, Lignano in Fiore è stata, direi, la prima manifestazione che ha animato lo spirito di solidarietà dei lignanesi, e da lì sono partite tutta una serie di iniziative, poi continuate con i pescatori, continuate con il presepe di sabbia, eccetera, dove tutto il ricavato, tolte le spese vive che servono per addobbare tutto quanto serve per la manifestazione, vengono date in beneficenza, e Lignano sotto questo punto di vista credo non abbia uguali nelle località turistiche balneari. Bene, allora dove ci porta come prima tappa? Beh, andiamo al Parco Hemingway, dove c'è proprio la festa di Lignano in Fiore. Andiamo! Stiamo arrivando all'ingresso del Parco Hemingway di Lignano in Fiore, questo è l'ingresso, uno degli ingressi, sono 4 ingressi. Ci sta aspettando la Presidente di Lignano in Fiore, che conosceremo. Buongiorno Presidente, grazie di essere qui. Allora, intanto chi è questa donna Presidente di Lignano in Fiore, questa importantissima manifestazione per la solidarietà? Vabbè, sono presidente questo è il secondo anno che sono presidente, sono stata vicepresidente per molti anni, diciamo che questa è la 33esima edizione di Lignano in Fiore. Questa associazione è nata appunto 33 anni fa, dopo il dolore di una famiglia lignanese che ha perso la figlia, e ha voluto superare questo dolore, insomma, creando questa festa che è diventata una raccolta di fondi. Noi da 33 anni raccogliamo fondi per progetti a sostegno inizialmente per l'AGM, ma continua questo sostegno ogni anno per l'AGM, che è l'associazione
di genitori con bambini malati di tumori presso l'ospedale Burlo Garofalo e abbiamo costruito il reparto sterile di oncoematologia del Burlo Garofalo. Dopo insomma continua il sostegno sosteniamo come si dice, altri progetti sempre dell'Agmen, il sostegno alle famiglie è continuo. E poi insomma in questi 33 anni abbiamo fatto tante cose, abbiamo accolto dei bambini ammalati di AIDS, di Singureni, di Mino D'Amato per 40 giorni, li abbiamo ospitati, li abbiamo accolti, è nata una grande bambini in emergenza. Bambini in emergenza, è stata una grande amicizia e continua così anche lì, insomma, se c'è il bisogno ci siamo, e tanti altri progetti anche in giro per il mondo, insomma i pozzi per Amref, e l'anno scorso abbiamo accolto un ragazzo che con la sua associazione va in Siria a sostenere insomma le famiglie di profughi, e quest'anno in qualche modo continuiamo con questo progetto Siria, e poi in realtà molto del contributo andrà all'Agmen, proprio perché il reparto sterile che facemmo 18 anni fa ormai ha bisogno di un riammodernamento, quindi ci saremo anche in questa ristrutturazione. Il nostro impegno quest'anno andrà in quella direzione. Perciò Presidente, questa manifestazione Lignano in Fiore, come abbiamo visto dal cartello bellissimo quando siamo arrivati, è Lignano per la solidarietà. Assolutamente sì, è una grande festa di solidarietà, anche perché ci sono molte associazioni che in qualche modo sono coinvolte e ci aiutano, e questo è un momento diciamo dove ci incontriamo, dove coltiviamo l'insieme. Quest'anno come parola chiave abbiamo scelto la parola coltivare, perché in qualche modo ci rappresenta, no? Poi abbiamo un fiore come simbolo, e in questa festa, ma in tutte le cose che facciamo anche durante l'anno, in questa festa noi coltiviamo l'amicizia, l'insieme, la comunità, la condivisione, l'ambiente, anche quest'anno l'ambiente, poi l'impegno, la passione, la generosità, per cui insomma l'abbiamo declinata in tutte le azioni, tutte le cose che facciamo. Abbiamo 200 volontari che lavorano incessantemente, hanno anche scelto così di passare la Pasqua qui e non in famiglia, e di questo li ringrazio, e quindi dico è un grande impegno, ma devo ringraziare le persone che comunque ci lavorano per un mese e più, insomma. Quanto dura questa manifestazione? Da che giorno a che giorno? Allora, abbiamo iniziato il 20 di aprile e finiamo il 1° maggio, poi ci sono, pre e dopo ci sono chiaramente gli allestimenti e tutte le cose da fare. L'organizzazione inizia già a gennaio, no? Anche per quanto riguarda la mostra dei fiori, che insomma è un lavoro anche questo importante, che è di supporto, di corollario alla manifestazione, così la gente viene giù anche per insomma vedere qualcosa di bello. Salutiamo Donatella Pasquin, la Presidente di Lignano in Fiore Onlus, una donna tosta. Guardate che adesso parleremo con la Vicepresidente, quanto lavoro, si parlava prima con Angiolino Piva, veramente potete stringervi la mano, perché voi non avete idea a monte, come dicevo prima, che lavoro immane c'è, perché tutto fili liscio, e anche delle volte una giornata terribile può provocare dei problemi enormi. Allora, cosa vuole aggiungere a quello che ha detto la Presidente? Rispetto all'organizzazione della festa, sempre l'organizzazione è abbastanza gravosa, perché innanzitutto c'è una gran burocrazia, bisogna dirlo. Ecco, e questo volevo arrivare. Negli ultimi anni comunque si sente parlare, le manifestazioni, le proloco, le sagre sono in grande crisi e ci sono i suoi perché. La sicurezza prima di tutto, tutte le norme sulla sicurezza, noi in particolare con questo afflusso turistico abbiamo la Gabrielli che avete visto, ci sono le barriere antisfondamento, quindi ci sono degli adempimenti e delle responsabilità che in particolare la Presidente si deve prendere, perché grava comunque tutto su di lei. Poi c'è una calendarizzazione di tantissimi eventi, noi abbiamo più di 30 eventi in queste giornate, oltre a spettacoli, laboratori, incontri, serate a tema, e quindi diciamo la commistione di tutti questi eventi deve essere calendarizzata in modo corretto e a monte. Abbiamo un programma che esce con 16 pagine, quindi c'è un lavoro di preparazione, di programmazione. Che è quello che lei ha in mano adesso, sì, questo libricino. Che potete trovare e scaricare anche sul nostro sito, perché lo pubblichiamo prima proprio per la conoscibilità di tutti gli eventi. E poi ci sono gli allestimenti.
La fiera di cui parlavano prima conta oltre 50 espositori, quindi bisogna coordinare anche le allocazioni. 50 via Comuna, vero Angiolino? 50 Casali, loro 50... hanno 50 associazioni. Ecco. Per quanto riguarda le associazioni, anche noi ospitiamo delle associazioni che possono promuovere la loro attività nel territorio o comunque la loro attività e la loro mission, invece gli espositori sono proprio l'area commerciale che viene situata in una delle vie ed è un vero e proprio fiera mercato dove ci sono oggetti di artigianato piuttosto che fiori, che ne abbiamo visti molti, e esposizioni varie. Andiamo con il prossimo servizio, Lignano in Fiore. Presidente, abbiamo i bambini con i tappi di plastica. Allora, qui i bambini stanno facendo dei laboratori con i tappi di plastica, con i tappi che raccolgono durante la festa, perché qui abbiamo un compattatore nel quale i bambini portano la bottiglietta dell'acqua, insomma, che comprano, che hanno, e gli viene dato un coupon, viene regalato delle caramelle, una matita in cambio della bottiglietta che vanno a conferire nel compattatore. Con i tappi invece fanno i laboratori, questa è in collaborazione con Studio Natura 3 che in qualche modo ci aiuta a essere anche un'ecofesta, no? Con rispetto dell'ambiente. Proprio per questo motivo quest'anno abbiamo deciso di togliere tutta quella che è la plastica, tranne ovviamente la bottiglietta di plastica perché è inevitabile, e usiamo prodotti biocompostabili. Ciò vuol dire che le posate, il piatto, i bicchieri vanno tutti compostati assieme al cibo, per cui abbiamo dei contenitori apposta che poi vengono conferiti e compostati da una ditta, proprio per il rispetto dell'ambiente. Quest'anno, insomma, il tema nostro è coltivare, coltiviamo anche il rispetto dell'ambiente, che per noi è molto importante. Bene, vediamo anche che per i ragazzi e i bambini è molto importante l'ambiente e l'adulto deve fare qualcosa per far capire loro, che forse hanno capito più di qualcun altro, quanto importante è l'ambiente per la loro salute. Assolutamente, per la salute, è il loro futuro praticamente, noi stiamo costruendo con loro il loro futuro, per questo riteniamo che sia necessario anche sensibilizzare, come stiamo facendo, insomma, in questi laboratori e nei cartelli che abbiamo in qualche modo messo a disposizione della gente per far capire cosa stiamo facendo. Assessore Brini, qui siamo davanti a un compattatore, cosa sta succedendo? È da anni che stiamo lavorando cercando di fare in modo di rispettare il più possibile l'ambiente. Il compattatore è uno di quei macchinari che utilizza al massimo tutte le possibilità per il riutilizzo e il riciclo delle materie plastiche in questo caso. E proprio per stare in tema, come amministrazione comunale, visto la bella iniziativa di Spiaggia Viva e di tutti i concessionari spiaggia, quest'anno faremo anche una manifestazione con Geronimo Stilton che parlerà a tutti i ragazzi che sono in spiaggia, quindi faremo una grande manifestazione del rispetto dell'ambiente e di tutte le iniziative che si possono mettere in atto per risparmiare l'ambiente, la plastica che non vada in discarica e quindi faccia veramente rifiuto, ma che venga riutilizzata tutta. Siamo con Daniele Bertossio che si sta occupando appunto del compattatore e si spiega cosa sta succedendo. Questo è l'anno dedicato anche all'inquinamento del mare e quindi noi abbiamo fatto un laboratorio che spiega che ormai ogni 2 pesci c'è un rifiuto di plastica e dentro il 2050 si prevederà l'inverso, cioè ogni pesce ci saranno 2 rifiuti di plastica. Per far questo Lignano in Fiore, in generale la città di Lignano, sta lavorando da molti anni per sensibilizzare e spiegare ai ragazzi in maniera divertente questi concetti. Ormai dal 4º anno noi abbiamo questo compattatore, il compattatore raccoglie solo le bottigliette di plastica, le schiaccia e le conta e per ogni bottiglia dà un punto, più punti più premi. Quindi i ragazzi si divertono, le famiglie tornano qua e vengono premiate se hanno un gesto solidale verso l'ambiente. Questa è una cosa molto importante. Molto importante, e divertendosi si impara un po' il concetto e si applica in maniera concreta a quelli che sono i principi dell'ecologia. Perciò partecipare a Lignano in Fiore vuol dire partecipare anche a migliorare il nostro ambiente. È una manifestazione sensibile al sociale e anche all'ambiente ormai da tanti anni, con dei laboratori legati anche al legno, alla cultura del gioco non elettronico e anche all'ecologia.
Siamo con due giovanissimi, ti chiami? Thomas. Thomas, per te cosa vuol dire pulizia, ambiente e soprattutto rispetto della natura? Per me c'è migliorare l'ambiente, perché abbiamo visto che negli ultimi anni il nostro ambiente è più plastica invece che natura. E delle iniziative di Greta, questa ragazzina che ha detto ai grandi del mondo attenzione che ci siamo anche noi, l'ambiente è il nostro futuro, cosa vuoi dire? Che sia giusto, perché è già una bambina e già a questa età fare questi progressi è molto bello. Grazie, tu sei? Andy. Andy, e per te cosa vuol dire ambiente e soprattutto rispetto? Cioè, il rispetto dell'ambiente vuol dire che dobbiamo ad esempio rispettare tutti i mari, anche nell'oceano. Stanno dicendo che c'è tanta plastica, non solo nei mari, e quindi bisogna cercare di fare più pulizia, perché anche, come vedo anche nelle pubblicità, a volte ci sono tanti animali che muoiono intossicati, sai, da quella plastica, e quindi è giusto cercare di liberare questo mare. Cosa sta succedendo in questo momento? Allora in questo momento stanno preparando un'animazione che sarà per 300 persone questo pomeriggio. Il tema è il Pirati dei Caraibi, per cui allora questa mattina iniziano a preparare la caccia al tesoro, poi questo pomeriggio 300 persone saranno coinvolte con costumi e tutta una scenografia nel quale correranno per il parco, insomma, e giocheremo tutti insieme, adulti e bambini. Questa è la preparazione adesso, è partita la preparazione questa mattina. Siamo con le forze dell'ordine, mi stanno arrestando in diretta perché hanno detto che sono vestita da pirata. Cosa mi dice? Io sono l'ammiraglio Smith della Marina inglese e vestita in questo modo dovrebbe vedere da vicino la forca. Ah sì? Mi piace la forca. Ad ogni modo non è voi che sto cercando. Ho saputo che nella baia di Lignano quest'oggi sono sbarcati parecchi pirati, soprattutto di natura nanica. Se li vedete siete pregati di avvisarmi istantaneamente, altrimenti il patibolo vi aspetterà. Sono libera in questo momento. Può andare. Che simpatico, ci facciamo proprio delle risate, guardate, è un mondo bellissimo, vedete le famiglie, i bambini che parlano, che dicono, l'ambiente. Presidente, io stamattina ho avuto il comandante dei Vigili del Fuoco, il comandante provinciale Nicola Micele, il quale, quando io ho detto ma troppi paletti, troppa burocrazia, e lui ha fatto capire che per la sicurezza questo è altro, non bisogna sottovalutare la sicurezza, i paletti servono perché delle volte se non sei cosciente di quello che stai facendo in quel momento può provocare dei danni enormi. Cosa vuole dire a Nicola Micela, il nostro comandante dei Vigili del Fuoco, che a fine mese ci lascerà e andrà a Verona? Beh, credo che regolamentare la società sia corretto. Diciamo che forse c'è stato un errore nel tempo di direzionare questa cosa, mentre 50 anni fa non c'era la regola, si è raccolta la regola in pochissimo tempo. Il tempo è un po' nemico, poi abituare le persone ad accogliere questi cambiamenti. Diciamo che sono sicuramente regolamenti giusti, ma sono tanto invasivi perché non siamo allenati ancora, no? Ci vorrebbe un po' più tempo per acquisirli, soprattutto perché mi accorgo che con giustezza, per carità, lo ripeto 2 volte, però si rischia di fare una violenza al mondo del volontariato, perché non è così facile pensare che una gestione volontaria dove non è supportata da un economato importante e che comunque è fatta da persone che si mettono in gioco in semplicità, che vivono in un mondo organizzato, sicuramente vivono in un mondo organizzato, ma non hanno la possibilità della sopravvivenza in questo modo e sono costretti... Sono schiacciati, diciamo, dalla burocrazia, sì, da questi paletti. Sì, dico, sono schiacciati, magari anche giustamente, però bisogna tenere conto, come ci siamo detti più volte, che il mondo del volontariato è un supporto importante a livello istituzionale. Basta che vediamo quando succedono
eventi di una certa gravità come terremoti, alluvioni o maltempo. Il comandante questa mattina parlava di questa partita terribile a Torino, che da là è iniziato proprio il problema che bisogna la sicurezza tenerla in primo obiettivo. Sì, è vero che la sicurezza bisogna tenerla come un primo obiettivo, però non riusciamo mai a demolire i pochi. Condanniamo i tanti e non demoliamo i pochi. Cioè, quando si va allo stadio, per 100 persone chiudiamo lo stadio dove ci sono 60.000 persone fatte di famiglie. Per cui noi facciamo facile le cose, condannando i tanti e non siamo attenti, ripeto, a demolire i pochi. Per cui la sensibilità non deve essere paritaria a 360 gradi. Tutti uguali? No, tutti uguali no. Cosa dice Vicepresidente? È d'accordo? A Lignano, statuto speciale, uguale? Avete anche voi dei paletti enormi? È uguale, le leggi sono quelle, ha detto il comandante stamattina, e da là non si scappa. Certo, perché in primis c'è la sicurezza di tutti e posso assicurarle che quando c'è un parco, tipo la nostra manifestazione, pieno di famiglie, bambini, migliaia di persone, il terrore c'è. La paura c'è sempre che succeda qualcosa. E quindi ogni precauzione giustamente è corretta. L'unica cosa che mi viene da dire è che queste precauzioni siano attuabili, a volte sono veramente difficili. Problematiche. Sì. Professore, anche a scuola sicurezza, perché vediamo quanta sicurezza anche per portare fuori i ragazzi? Beh certo, è fondamentale la sicurezza sulle scuole come negli ospedali dove ci sono aggregazioni di persone. Nella scuola ci sono 400 ragazzi, senza contare il corpo docente, gli ausiliari e tutto il resto, per cui facciamo prove di sicurezza tutti gli anni, evacuazioni e tutto. Ma quando portate Io fuori stesso questi faccio ragazzi, parte della squadra di sicurezza. Ma quando portate fuori questi ragazzi, ad esempio nella manifestazione di ieri che abbiamo visto, cosa dovete fare? Dovete fare delle richieste oppure è volontariato quello che vengono i ragazzi spontaneamente? I ragazzi in questa manifestazione vengono spontaneamente e quindi da lì si capisce che c'è tanta buona volontà. Non obblighiamo mai nessuno a fare queste manifestazioni, anzi, e sono loro che ci chiedono di farne sempre di più, perché si sentono protagonisti, per cui è logico che... Ma protagonisti nel bene, non nel male, in positività. Angiolino, cosa vuoi dire? Troppi paletti, troppa sicurezza, invece bisognerebbe molare un po' i cordoni? Come appena detto adesso, sicuramente è giusta la sicurezza, però forse essere un po' più flessibili, direi, un po' più flessibili e capire il concetto dove si vuole arrivare, però non essere fiscali da tal punto che proprio si mettono in difficoltà le associazioni, perché non tutte le associazioni hanno... Infatti molte quest'anno hanno ceduto le armi perché non ce l'hanno proprio fatta a stare proprio a questi paletti. Purtroppo sì. Prossimo servizio, Lignano in Fiore. Siamo con Massimo Delotto, ex presidente di Lignano in Fiore, ma sempre attivo con il volontariato. Cosa ci racconta, Presidente? Io la chiamo sempre Presidente, ad onore ha detto la nuova Presidente. Ti ringrazio, i presidenti di Lignano in Fiore rimangono presidenti per tutta la vita e quindi insomma, cosa posso raccontarti? Ti racconto che sono 33 anni che facciamo questa festa, siamo contentissimi di quello che facciamo perché lo facciamo con il piacere di portare avanti dei progetti importanti, progetti a favore è proprio solidarietà, progetti a favore dei bambini, progetti a favore di situazioni complicate, difficili e quindi insomma lo facciamo con gran piacere. Abbiamo una cosa bellissima qua dietro che è la pesca, sono 23 anni che organizzo la pesca. Vecchia, antica pesca però che funziona sempre. Ecco, devo dire una cosa, che in molti ci chiedono di mescolare, di prendere i biglietti sotto, di mettere tutti i numeri. In realtà i numeri ci sono tutti perché non è una pesca commerciale, ma è proprio per far vincere soprattutto i bambini, che sono tantissimi che giocano qui con noi, e poi una cosa bellissima, alla pesca ci sono tantissimi giovani. Io non li rappresento perché sono diversamente giovane, ma ci sono tantissimi giovani che vengono a darci una mano.
la organizziamo proprio con il piacere di proprio socializzare, di stare assieme, è una cosa che poi i bambini si divertono tantissimo a stare qua con noi. Al chiosco degli alpini, Presidente, l'alpino Egidio ha detto: peccato che non ci siano tanti giovani, facciamo fatica a reclutare giovani. Cosa vuole rispondere all'alpino Egidio? Allora, non è una polemica e neanche una sfida, ma è assolutamente vero. Facciamo molta difficoltà. Non so, ieri sera abbiamo avuto una bellissima serata con Enrico Galliano, professore delle medie, che ha parlato del periodo dell'adolescenza. In realtà forse non gli diamo lo spazio giusto, non lo so, è un po' complicato, sono tanti anni che ne parliamo di questa cosa. Si parla due lingue diverse, secondo me. Sì, noi siamo molto più concreti, molto più diretti a fare le cose fatte bene, loro sono più per il divertimento, e il divertimento alle volte, in questo caso proprio la pesca lo dimostra, porta a risultati molto più belli della nostra serietà, precisione, attenzione, e quindi spazio ai giovani, assolutamente. Adesso siamo con un alpino, potevano mancare gli alpini nel mondo della solidarietà, a Lignano in solidarietà? No, siamo con il signor Presotto Alpino. Egidio. Cosa vuol dire, Egidio, per lei essere qui oggi e raccogliere fondi per la Oggi per me è una cosa che è giusta, perché il volontariato oggi rappresenta la cosa migliore verso le persone più deboli, e noi come alpini siamo sempre in prima linea in questa manifestazione e anche in altre manifestazioni che effettuiamo con il comune di Lignano Sabbiadoro nel riguardo delle persone più deboli. Avete chiuso il 2018 come alpini proprio nel mondo della solidarietà, perché da gennaio a dicembre non avete avuto pausa. Cosa vuol dire per voi ritornare a casa la sera e aver capito bene fino in fondo cos'è la povertà, non aver più niente, queste emergenze climatiche che abbiamo, gente che rimane senza niente, ci siete sempre voi in prima linea? Guardi, io ho visto una cosa, io le parlo da quando che ero anche militare, ho fatto il militare che avevo 20 anni, e nel vedere oggi questo cambiamento nelle persone, nei giovani. Egidio ha toccato uno dei punti fondamentali, la mancanza del servizio militare, perché i giovani il servizio militare gli serviva tanto e prendevano quell'amore per la patria, per le persone, per le cose da fare che loro hanno ancora, e quando noi come amministrazione li chiamiamo sono sempre in prima linea, e siccome sono sempre in prima linea, quando loro chiedono qualcosa noi cerchiamo sempre di fare, e quest'anno festeggeremo a Lignano i 70 anni della Giulia il 30-31 agosto e il 1 di settembre con una grandissima manifestazione. Saranno 3 giorni di sfilate, cori, canti, qualcosa di eccezionale, per cui tenetevi pronti per venire a Lignano anche in quel periodo, oltre che nell'altro, quello stagionale normale. Presidente, un chiosco che raccoglie fondi per la solidarietà, sono proprio importanti questi alpini, questi volontari? Assolutamente sì, sono tutti soci di Lignano in Fiore, ma in qualche modo sono importanti perché con noi da 33 anni lavorano instancabilmente, no? Per mettere vicino i soldi che poi andranno per i progetti. Riguardo ai giovani, se posso, ieri sera abbiamo avuto un incontro al centro civico col professor Galliano, che è professore e scrittore e scrive romanzi di ragazzi, lavora con i ragazzi, per cui ci siamo chiesti, no? Perché questi giovani non si avvicinano a queste manifestazioni, alla solidarietà, ma in realtà non è così, i giovani si vogliono avvicinare e si avvicinano, solo che abbiamo non riusciamo a comunicare, perché loro probabilmente non li capiamo in qualche modo, però il professore che lavora con loro dice: guardate che i giovani sono pronti, i giovani hanno voglia di impegnarsi, quello che noi vecchi, tra virgolette, diversamente giovani crediamo forse parliamo troppo, invece bisogna lasciare un attimino lo spazio a loro di parlare e bisogna solo ascoltarli, questo è stato l'insegnamento. Alpini, adesso carabinieri, volontari, cosa vuol dire per voi essere qui oggi? Siamo con Di Giampaolo, faccio parte dell'associazione Carabinieri di Lignano Sabbiadoro, che è un gruppo che è stato formato 4 anni fa, diciamo, e siamo a servizio del comune e di tutta la gente di Lignano Sabbiadoro, nelle feste, manifestazioni, concerti, siamo un supporto, diciamo così, alle forze dell'ordine, siamo un gruppo unito che sta aumentando sempre più, merito a molti, a già soci già presenti,
no? Soci fondatori, e il gruppo sta aumentando, e sta andando bene, e speriamo che aumenti. E la gente soprattutto passeggia in sicurezza. La gente passeggia in sicurezza, è contenta della nostra presenza e naturalmente facciamo anche come deterrente in mezzo a molta gente, insomma. E allora noi salutiamo l'Associazione Nazionale Carabinieri che questi giorni faranno volontariato nel vero senso per la vostra sicurezza. Angiolino, vedevo che annuivi con la testa in molte occasioni che si parlava, questo vuol dire che ti riscontri in quello che si dice. Assolutamente sì, assolutamente sì. Mi ha impressionato l'organizzazione di Lignano in Fiore perché avendo già un po' di esperienza nel nostro campo ho visto, cioè, per organizzare questa festa qua è un lavoro infinito penso, e ho visto presidente e vicepresidente che sono due persone assolutamente toste e sono sicuro che non dormono, qualche notte non la nasca passano anche un gemellaggio bene. Presidente, tra Casale, questa importante anche associazione e voi, chissà cosa riuscirà a fare anche questa, è vero, sarebbe interessante scambiarsi anche le associazioni, il mondo del volontariato. Anche per superare le criticità che abbiamo detto che ci sono, quindi ben venga l'esperienza altrui, è utile agli altri, si impara sempre. Assolutamente sì. Professore, sentendo questi ragazzi? Che dire, ha detto le cose giuste, mi è piaciuto molto il signore che ha detto dobbiamo imparare ad ascoltarli, non è facile, tendiamo a parlare troppo noi e forse non diamo il giusto spazio a loro, ascoltare non è facile. Bisogna imparare ad ascoltare. Bisogna imparare, sì. Forse il nostro silenzio fa sì che loro parlino di più e li possiamo capire anche di più. E poi, come si diceva prima, con i media che ci sono oggi, le cose sono cambiate velocemente, molto velocemente, e forse noi non riusciamo a essere al passo con quello che è il modo di pensare, di vedere le cose dei giovani d'oggi. Un po' difficile. È un mestiere difficile. È un mestiere difficile, però un po' alla volta forse ci arriveremo, proprio con queste puntate, con queste dimostrazioni proprio di solidarietà, dove abbiamo visto tantissime famiglie, tantissime giovani, tantissimi ragazzi, anche bambini che dicono io voglio salvaguardare l'ambiente, troppa plastica, è giusto ascoltare i ragazzi. Cosa dice Presidente? Sono bravi questi ragazzi? Io venero i ragazzi, sinceramente, io venero tantissimo. Noi 4 anni fa non abbiamo deciso, abbiamo aperto uno spazio per i ragazzi. Io gioco con te, si chiama questa manifestazione che fate, bellissima. Ma noi abbiamo dato possibilità di creare spazio giovani, come diceva appunto la presidentessa di Lignano. Spazio giovani, Donatella. Sì, dove spazio giovani vuol dire loro che si aggregano in libertà, dove loro discutono fra loro, si organizzano, pensano, inventano, si confrontano, sbagliano. Non si fanno del male ma fanno del bene. È passata questa ora, noi dobbiamo andare al secondo tempo. Con quali canzoni ci accompagna al secondo tempo, Sofia? Preacher Man di Dusty Springfield. Spazio ai giovani. Preacher's son, but when he said he would visit, he come along. When they gathered around and started talking, the winds Billy will take me walking. Up to the backyard we'll go walking. Then you look into my eyes. Lord, no, to my surprise, the only boy who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever reach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Oh, yes, he was. Being good isn't always easy. Don't matter how hard I try. When it started sweet talking to me, it kissed and told me everything is alright. It kissed and told me everything is alright. Can I get away again now? The only boy who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever
reach me. Who was the son of a preacher man? Yes, he was. He was. Oh, yes, he was. I wanna remember the look that was in his eye, sending kisses for me on the slide, taking time to make time, telling me that he's all mine, learning from each other's knowing, learning to see how much we're going. And the only boy who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever reach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Ooh, yes, he was. The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. The only one who could ever move me was the son of a preacher man. The only one who could ever move me was the son of a preacher man. The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. Yes, he was. Bravissima, bravissima Sofia Pozzobon, non cambiate canale, a tra pochissimo.